Allora, so già che su Assetto Corsa ci sono le mod più strane. Oh raga, poltrone e sofà. What the fuck? Poltrone, abbiamo anche poltrone. Oh, nella poltrona della nonna con la lampada, in chill, nel traffico. Perché? Perché possiamo. Prima marcia. Voglia per essere una poltrona spinge, eh. Quarta marcia. Oh, damn. Oh, incidente con la poltrona. Tentativo numero 1 failato. Tentativo numero 2. Oh raga, di che stiamo parlando? Poltrona nel traffico. Mamma mia. Oh, calma. A 140 km/h con la poltrona, ragazzi. Crazy. Abbiamo la nostra lampada qua, dinanzi. Abbiamo un foglio. No, è là col giornale. Oh, damn. Nah, con la poltrona nel traffico. Couch and Furious. Quarta marcia. Oh shit. Ma poi aspetta, è una poltrona sì, quindi non ha una buona fisica. Capitano, ovvio. What? Anche tazzi speciali? What the fuck? Nah, che roba è sta roba? Nah. Vabbè, 6 marce. Nah, noi siamo in chill. Poltrone, sofà, artigiani della qualità. Damn, bro. Ok, per la poltrona volevo provarla in location diverse. Anche il turbo, ho visto. Turbo 50%. 100%. Fai tama. Strada famosa, Initial D, Akina, Giappone, montagna. Andiamo in downhill. Vai. Downhill, easy. Facciamo drift inerziale, bitch. Downhill con la poltrona sofà, bitch. Artigiani della qualità. Comunque sì, cioè, spulciando tra vari forum, tra vari siti web, si trovano veramente delle mod assurde. La poltrona, stavolta, il T-Rex. Ho un T-Rex. Se volete vedere POV Jurassic Park, scrivete nei commenti. Non fanno neanche più auto, ci sono anche delle mod delle moto. Nope. Raga, non ha senso, però è una figata, cioè, è divertentissimo. Tanto noi stiamo tenendo un foglio di carta con Trump, non so perché c'è Trump là. Ecco, I'm with stupid. Perché? What the fuck, man? Magari dopo la portiamo al Mugello. Anzi, adesso, ci vediamo al Mugello. Ok, eccoci al Mugello, plot twist, con la pioggia. Già sta auto qua scivola di suo. Con la pioggia e le pozzanghere sarà un caos, non oso immaginare. Poltrone sofà al Mugello, vai. Calma. Run. Oh. Stavo scivolando. Vai, poltrone sofà. Sponsorizzatemi se volete. But what the hell, boy? No, non ancora. Però, poltrone sofà, artigiani della qualità. No, stiamo sgommando con la poltrona al Mugello. È la cosa più ignorante che ho fatto questi ultimi giorni. No cap. No, comunque, per lo scorso video sugli inseguimenti sulla pioggia è andato meglio del solito. Sto provando soundtrack diverse senza copyright perché cerco di mettere i sottotitoli. Sono ore in più di editing perché devi sempre correggere tutto, però alla fine per me sono utili. O hai il volume basso oppure non capisci cosa dico, parlo veloce, parlo inglese. È strano, io quando sono da solo parlo inglese anche se sono italiano. Aspetta, voglio arrivare al rettilineo. Cerchiamo di non ammazzarci. Non vi chiedo mai come state. Tutto a posto? Io tranqui. Leggo sempre tutti i commenti, quindi se avete dei consigli sulle auto, eccetera. Intanto, non abbiamo neanche i tergicristalli, siamo tutti bagnati. Rettilineo, schiniamola. 200 orari con la poltrona sofà, ragazzi, guardate. Artigiani della qualità, 215, bitch. Frena. E niente, se il video vi è piaciuto mettete like, se volete guardate gli altri video del canale, o se no no. Bella raga, alla prossima. Bro.